Rieccoci, primo Inter Pares, appuntamento al mercoledì, ci facciamo sempre la nostra pubblicità ovviamente, vi ricordo che siamo in diretta anche sulla pagina Facebook, andiamo con ordine perché abbiamo tante cose da farvi vedere ancora, moltissime, siamo in ritardo folle. In ritardo che non le dico, va bene, però è giusto così perché abbiamo sentito il parere qui all'interno dei miei ospiti, anche quelli collegati, quindi era giusto così. Allora andiamo con i messaggi rapidamente, così andiamo a leggere quello che hanno scritto i nostri telespettatori. I primi giorni tutti a fare canzoni dal balcone e balli tutti insieme, ora comincia a salire la depressione, non penso si durerà ancora molto così, ovviamente il pensiero non di questo ma di tante persone. La depressione arriva prima o poi, speriamo non ancora in questi prossimi giorni, ma magari tra un po', così siamo un po' più liberi, cioè vuol dire che la gente è già uscita un po' di più dalle case. Non penso abbia molto senso aprire le spiagge quest'estate, basta solo una persona positiva e il virus ricomincia a circolare, poi parleremo anche di questo. Andiamo con il prossimo. Tutto lo sport sta chiudendo baracche e burattini, tranne il calcio, che pensa di cominciare tra un mese. Tornino sulla terra, io me lo auguro anch'io che tornino sulla terra da calciofilo, anche se ovviamente Monsignor Busaghan vorrebbe che l'Inter vincesse lo scudetto, certo. ma non lo vincerà nemmeno quest'anno, nemmeno se giocano ad agosto, a settembre, non lo vincerà. Crepè ha ragione, i nostri politici sono i peggiori d'Europa, eppure qui continuiamo ad avvicendarci al potere come se non potessimo avere di meglio. Allora andiamo da Elisabetta Corazza in redazione, se ha delle novità dal web. Elisabetta? Allora, io per prima cosa ti dico che la Federazione Italiana Pallavolo ha decretato la conclusione definitiva di tutti i campionati pallavolistici, quindi di ogni serie, categoria, di ogni regione, territorio e nazionali. Non ci sarà assegnazione di scudetti, né promozioni e né retrocessioni, quindi dopo la Federazione di Rugby e la Federazione Basket, anche la Federazione Italiana Pallavolo ha definitivamente concluso le attività. Poi ti posso dire che sembra, indiscrezioni dicono che Mattarella abbia firmato il decreto scuola, però adesso al momento non traspare altro sull'argomento. Ti dico anche che sembra che, anzi è sicuro che Lucia Annunziata sia stata ricoverata allo Spallanzani per difficoltà respiratorie e febbre e che sia stata sottoposta a tampone di cui appunto si aspetta l'esito. Altra notizia è che per la prima volta in provincia di Lodi non c'è stato nessun morto e quindi sapete tutti che la provincia di Lodi è stata particolarmente colpita dalla pandemia e quindi questo è un ottimo segnale. Va bene, poi Elisabetta, dopo queste notizie drammatiche, adesso voglio un attimino calmare. Prova a guardare sul web l'anno che vincerà lo scudetto l'Inter, poi me lo sai dire. Va bene, casomai più o meno l'anno, insomma, adesso non dirmelo, magari prova a guardare un po' tutti i vari siti e trovare un po' dove l'Inter vincerà lo scudetto, in modo che faremo felice anche il Monsignor Busaghan, va bene? Noi vinciamo i triplete. Proviamo, se possiamo fare qualcosa volentieri, però è difficile che possiamo intervenire. Ha provocato il Monsignore, loro vincono giustamente il triplete, quindi si ricordano ancora quello, va bene. Detto tutto questo, allora è venuto ospite questa sera l'attore Andrea Pennacchi e ovviamente ha fatto moltissimi monologhi, tutti di altissima qualità. Noi abbiamo scelto, ne manderemo in onda uno che ha fatto la 7 e questo monologo lo mettiamo non a caso proprio perché riguardano gli anziani che sono quelli che stanno soffrendo di più da questo virus, gli anziani che sono mancati da questo virus, gli anziani sotto un certo punto di vista che non hanno un rispetto che meriterebbero di avere, perché tutti noi prima o poi diventeremo anziani. Andiamo a vedere il monologo. Se in Veneto si ferma anche il cemento, è grave. Stamattina a buon'ora sono andato in Capanò, eludendo i posti di blocco della polizia regionale. A Caporetto, zio Cadorna, le macchine ferme, la pressa muta e il tornio immobile. Se non finisse sta epidemia vado fuori di testa te giuro. Cosa fai in orto fin dentro il salotto? Ho pitturato i muri 3 volte, ho sistemato il casotto in Eternit dietro casa. Dove sei guadagno? A stare in casa a fare la muffa,
a guardare mia moglie che guarda la televisione e a mia famiglia che va fuori a fare la spesa in muccia roba, in magna, in dorme, col passo mi guarda e dicono chi è questo signore, non mi conosce neanche. E per cosa? Per proteggere i vecchi. Poi guardo fuori dalla finestra e c'è la Gardaland dei vecchi là fuori, tutti in giro che si assembrano davanti ai bar chiusi, davanti alle epigrafi, davanti alle edicole, ma qualcuno di sto governo gli ha chiesto ai vecchi se vogliono essere protetti? Sono sopravvissuti a una guerra mondiale, a Chernobyl, agli anni del piombo, pare che si spaventa per un virus. Anche Trump che ha detto, ogni anno muore più gente da incidenti stradali, hai mai sentito un governo dire state a casa, non guidate, non compratevi la macchina? Ma se gli domandi ai vecchi, i vecchi ti rispondono che prima o poi, che tocca a tutti, morire bisogna. È la prima roba che impari quando sei nato. E anche a lavorare bisogna, che è la prima roba che ho imparato a casa mia, lavorare, se no che cazzo vivi a fare? Se non torno a lavorare, magari non moro adesso per via del virus, ma moro domani, de muffa o de crisi. E allora ditelo, vecchi, ditelo che non avete paura, ditelo che non volete essere protetti, perché se è una guerra, i cinesi stanno occupando tutte le posizioni che abbiamo abbandonato. I camion militari russi attraversano la penisola italiana, persino i cubani se venuti intorno per il culo, e il comunismo trionfa dappertutto, e noi altri che abbiamo anche da ringraziarli perché ne danno a sbrancà de mascherine marse. Giammai non passa lo straniero, si torna sul Piave e i vecchi saranno i nostri ragazzi del 99. E se le robe va male, è ora che femo un monumento in piazza alla prima brigata martiri del Pojanistan. O alla prima brigata martiri dei Skei. Ecco, complimenti Pennacchi. Quando uno fa satira e fa un ragionamento profondo, perché uno scherza, lo mette in satira, ed è però un ragionamento molto profondo, lo pensa... Lei pensa questo, quello che ha detto, o viene solo per far spettacolo? Faccio una domanda brutale, però vorrei capire questa cosa. Cioè lei dice, io faccio questo monologo, lo faccio per fare spettacolo, o prima di tutto ci credo io? Beh, se ci credessi io sarei un politico e proverei a far valere le mie idee in questo senso. In realtà quello che fa in questo particolare monologo Pojana è mettere in evidenza quello che stiamo discutendo dall'inizio della trasmissione, c'è questo scontro tra l'economia come è stata fino adesso, fino prima che il virus ci ponesse delle domande, e la vita, il valore della vita. Perché questi pensieri, io lo dico spesso, Pojana nella realtà non esiste, nessuno è Pojana per tutta la vita, è esagerato, è troppo, però Pojana capta delle cose che a volte la gente dice, cioè a volte al bar ti capita di sentire questi discorsi qua. Quello che faccio io è che li metto assieme lungo un pensiero, certo, capito. Nella speranza che chi guarda dica aspetta un attimo, no, perché poi... cosa sentivo succedere qua? Sì. Poi non è che racconta delle verità, e la domanda che faccio, se siete anche rapida risposta, compreso lei dottoressa, ma diventare vecchio è così brutto? Cioè mi domando, criticano i vecchi, dicono tu sei vecchio, devi andare in pensione. Faccio la domanda a Monsignor Brusegali, dottoressa, e anche a Andrea Pennacchi, e diventiamo tutti vecchi, no? E allora io dico, se uno è bravo da giovane, è bravo anche da vecchio, e quindi da vecchio non avrà l'energia, ha bisogno dell'energia del giovane, ma se è vecchio e bravo, perché dobbiamo metterlo da parte? Questo ragionamento lo fanno tutti, mettiti da parte, vai in pensione, lascia spazio ai giovani, tutto vero, ma se uno è bravo, perché deve essere penalizzato e trattato male? Certi politici che dicono, ma muore il vecchio, cosa vuoi che sia, a 80 anni, a 90 anni, vabbè, viva, moriamo tutti. Cioè, ecco, io le faccio una domanda molto semplice, molto banale, Monsignor Brusegali, cioè, uno vecchio deve essere rispettato, e come tale sono quelli che mantengono ancora oggi i giovani, purtroppo che se ne dica, e va rispettato sotto tutti i punti di vista. Se poi uno è stupido lo era da giovane e lo è anche da vecchio, ma se uno è bravo lo è da giovane ma lo è anche da vecchio. Io ritengo che ci siano due fattori, no?
Primo, la robotizzazione. Secondo, il fitness. Uso queste immagini. La robotizzazione vuol dire che abbiamo messo nella macchina, nella tecnologia, ciò che era prima dell'uomo. E questo è legittimo perché producono in una maniera molto più veloce, più stabile, eccetera. Però, come dire, questo ha creato anche una mentalità in cui la tecnologia sostituisce l'uomo proprio perché l'uomo è quando l'uomo diventa più scadente. Il secondo aspetto, lo sostituisce che i giovani, la tecnologia sostituisce che i giovani, però non solo i vecchi. Usura prima poi, sì, però sostituisce e che vuole i giovani, competenze. E dopo l'altro aspetto è il fitness, cioè l'esaltazione della fisicità e di una bellezza di un certo tipo, standard, sempre più simile poi a delle immagini robotiche, rispetto alle quali la natura vera di noi risponde no, sono scadente. Questi due aspetti hanno esautorato, hanno tolto il valore primario dell'anziano, che è dell'uomo, cioè la sapienza, l'arte del vivere, la sapienza della vita. Se noi abbiamo dei giovani o una condizione... Non siamo programma solo per questo? Ma soprattutto per questo, soprattutto perché l'anziano ha dovuto, come dire, marginalizzarsi e riempire gli oratori, i patronati o i luoghi per ridursi al ludico, passare il tempo, certo, svernare, salvarsi, però... mentre tutti i valori che aveva acquisito, non è di tutti gli anziani, però la sapienza non passa più nelle generazioni, perché non c'è bisogno di sapienza, c'è bisogno di profitto, c'è bisogno di prodotto, c'è bisogno di soldi, in parole povere soldi. Andrea Pennacchi, sull'anziano che non è un po' salvaguardato, rispettato come dovrebbe esserlo. Guardi, al di là del monologo, lei l'ha fatto male, ma io sono convinto. L'essere umano, il cittadino, per citare Crepè, io ho avuto l'enorme fortuna di avere degli anziani, i miei vecchi, che mi hanno passato cose che hanno un valore infinitamente più alto di qualsiasi saper fare, un valore di integrità, delle memorie di fronte alle difficoltà, alla guerra e altre cose che io cerco di portare in scena quotidianamente. Adesso ovviamente voi avete visto Poiana, però io faccio anche degli spettacoli, dei racconti in cui racconto mio nonno, uno in cui racconto mio padre. Adesso sto cercando di raccogliere le energie per raccontare anche mia madre, cioè gente straordinaria che ha fatto cose straordinarie, che ha continuato a farle fino alla soglia stessa della morte. Perché non c'è però questa considerazione? È tutto vero, sono d'accordo, ma perché non c'è questa considerazione nell'umanità? Uso questo termine esagerato, però... Io sono d'accordo con quello che diceva Monsignore, sono sempre d'accordo con il Monsignore ultimamente. Siete d'accordo? È pazzesca sta roba. Che c'è questa cosa, la meccanizzazione è anche proprio, non solo nelle macchine, ma anche nell'essere umano, cioè che tu devi produrre tot, e quindi quando non sei più in grado di produrre tot, non sei più, esatto, sei da buttare via. Mentre, voglio dire, cambia la tua funzione, diventi un'altra cosa che magari è ancora più importante per la società, perché non è solo quanti pezzi sai fabbricare. È vero, dottoressa Cestaro, sugli anziani. Allora, lei ha esordito dicendo che è veramente così brutto. Io ai miei pazienti, quando dico la malattia più brutta per me è diventare anziani, cioè perdere le capacità. E io adesso le parlo del mondo sanitario. Allora, la tecnicizzazione ha migliorato tante cose, ma ha isolato ancora di più le persone. Cioè, io in questi giorni, da quando c'è il coronavirus, ho completamente modificato il mio lavoro. Cioè, io lavoro solo al computer, non vedo più i pazienti, e ovviamente dal punto di vista pratico li ho aiutati molto. Ma se non c'è dietro questo anziano un nipote, un giovane, si dà per scontato nella nostra politica che dietro, cioè quando abbiamo fatto ad esempio la proposta della dematerializzazione della ricetta, che è adesso una cosa irrinunciabile, alcuni di noi hanno sollevato delle perplessità perché questo comportava un rapporto, diciamo, mediato da uno strumento.
E la risposta è stata che dietro ogni anziano c'è un nipote, un figlio. Non è vero, perché i figli sono al lavoro, le famiglie sono disgregate, quindi il problema degli anziani è che sono veramente soli e perdono il ruolo, e quindi anche nell'approcciarsi a quello che è il loro quotidiano, esempio andare a farsi la ricetta, neanche quello lo possono più fare, quindi hanno degli ostacoli dati dalla modernizzazione cioè che il progresso è diventato un regresso. Il senso del Monsignore credo sia Se quello posso che avete permettermi, confermato. uno dei problemi che stanno emergendo nel mio campo è quello che non ci sarà un ricambio generazionale, cioè noi andiamo in pensione perché siamo stanchi e i giovani che arrivano non sono sufficienti. Allora l'ideale sarebbe che uno che fa il medico e che ha un'esperienza sia affiancato da un giovane, cioè un lavoro vero, e questa sarebbe la trasmissione di un valore, come l'anziano può trasmettere appunto in una famiglia educazione, certo, e tante informazioni. Certo, abbiamo collegata la professoressa Antonella Viola della Patologia Generale dell'Università di Padova, che la saluto, è stata nostra ospite una settimana fa più o meno qui nei nostri studi, e dovremmo vederla in video tra poco. Eccola qui, buonasera. Buonasera a tutti. Come va? Tutto bene, professoressa? Si lavora, dottoressa, sì, professoressa qui ormai. Senta, da una settimana che è venuta a trovarmi qui ospite in studio, non ricordo se è una settimana più o meno, è cambiato qualcosa? È migliorato qualcosa? Beh, immagino me lo stia chiedendo dal punto di vista della pandemia. Certo, assolutamente sì. Da noi, beh sì, lo vediamo tutti, stiamo andando in una direzione positiva e ci sono gli ospedali si stanno lentamente svuotando, si sta arrivando a una situazione molto più controllabile, no? Noi abbiamo vissuto uno tsunami all'interno delle nostre strutture ospedaliere, soprattutto in alcune regioni, e adesso le cose stanno tornando alla normalità, no, però insomma diciamo sono più gestibili, si stanno svuotando lentamente le terapie intensive, sono di più le persone che guariscono, quindi insomma sicuramente stiamo andando verso una discesa, non sarà una discesa rapidissima, ma stiamo sicuramente scendendo. Ecco, è un segnale positivo che dobbiamo dare. Non così, dottoressa, in Lombardia, dove l'assessore al welfare ha detto proprio oggi, qui in Lombardia è una bomba atomica. No, però si sta scendendo anche lì, cioè la situazione sta migliorando ovunque. Oggi ci sono più persone positive, ma anche perché è aumentato molto il numero di tamponi che vengono effettuati, no? Quindi è ovvio che più tamponi facciamo, maggiore sarà il numero di persone positive che possiamo trovare, però comunque il trend, lo vediamo chiaramente, è in discesa. Quello che di cui dobbiamo essere consapevoli è che non dobbiamo avere fretta, no? Prima sentivo parlare della fretta, del tutto e subito, una società in cui tutto si vuole raggiungere immediatamente. Ecco, questo non è il momento della fretta, questo è il momento di tenere ben saldi i nervi, di tenere duro e di continuare ad aspettare finché appunto questa curva non sarà veramente scesa e avremo un bassissimo rischio di contagio, perché altrimenti la risalita, come abbiamo già detto altre volte, è molto possibile, molto probabile. Ecco, l'esempio, dottoressa, dell'Italia è un esempio che è preso da tantissimi altri stati, però non tutti si comportano ovviamente come si è comportata l'Italia. Ovviamente l'Italia, essendo stata la prima, e quella tutti i primi delle volte devono pagare dazio, e l'Italia ne ha pagato di dazio, però tanti paesi all'estero non hanno preso in considerazione l'esempio Italia. Vedi, per primo, le faccio un esempio dove tutti dicono la Svizzera è il paese incantato, la Svizzera che confina con la Lombardia, proprio al confine, da quelle parti lì, c'è una crescita, ci sono dei focolai terribilmente pericolosi, e la Svizzera non ha preso delle precauzioni come le sta prendendo l'Italia. Le ho fatto questa premessa per chiederle, l'Europa sta prendendo delle precauzioni oppure l'Italia diventerà uno Stato diciamo guarito, mentre il resto dell'Europa chi se ne frega? Le uso un termine magari non carino a livello italiano. Allora,
che la pandemia abbia dei tempi diversi e dei ritmi diversi nei vari paesi è evidente, ma aggiungo che persino in Italia il ritmo e l'andamento sarà diverso. Per esempio anche ora si sta cominciando a pensare a una fase 2, è molto probabile che la fase 2 non sarà la stessa per tutta l'Italia, perché ci sono regioni che hanno delle realtà diverse. A maggior ragione, se andiamo a vedere la situazione europea e nel mondo, vediamo che l'andamento sta seguendo delle cinetiche diverse. Noi siamo partiti per prima e quindi è verosimile che ne usciremo anche prima di altri paesi. Non è detto, perché si esce prima o dopo a seconda dei comportamenti che si scelgono, no? delle scelte che si fanno, per cui se saremo molto rigorosi effettivamente ne usciremo prima di altri, se invece cominceremo a cedere troppo presto non sarà così. Quindi la questione è, in questo momento non possiamo più parlare di uno Stato, non possiamo parlare di una regione, ci sono tante situazioni diverse ma sono tutte collegate tra loro, perché viviamo in un mondo globalizzato, per cui dobbiamo pensare davvero in termini generali. No, ma è tutto vero, però nel ragionamento dell'Italia è corretto quello che lei ha detto, però se io le porto un paragone, l'ho portato alla Svizzera non così a caso, perché confina con la Lombardia ovviamente, se un domani la Lombardia è riuscita a uccidere questo maledetto virus, intendo uccidere quando non avrà più degli infettati, e lì vicino c'è uno Stato che invece se n'è fregato, mi scusi ancora del termine, e questo va anche a danno ovviamente della regione Lombardia, perché dalla Svizzera andare in Lombardia basta fare un passo e ci sei. Ecco, non sarebbe meglio che tutta l'Europa, tutto il mondo si unisse per usare un comportamento per tutti uguale, insomma? Esatto, è proprio quello che stavo dicendo, cioè noi non possiamo ragionare nella lotta contro questo virus, noi non possiamo ragionare in termini di singolo Stato o di singola regione, perché ci vuole un approccio globale. È ovvio che è impossibile imporre agli Stati sovrani delle decisioni, però un coordinamento, se non altro a livello europeo, sarebbe auspicabile. Chiaramente è inutile che ci nascondiamo, è mancato, cioè il coordinamento a livello europeo è mancato, ma da tanti punti di vista, dal punto di vista sanitario, dal punto di vista economico, insomma le falle le abbiamo viste tutti quanti, inutile che ci nascondiamo, per quanto lei sa che a me non piace far polemica, però insomma questa è una cosa che tranquillamente possiamo dire. Se vogliamo essere costruttivi e guardare al futuro, la lezione da imparare è questa: siamo in un mondo globalizzato, in un mondo in cui non possiamo pensare di chiudere i confini e dire vabbè, risolviamo il problema in Lombardia, perché appunto, come dice lei, la Svizzera è vicinissima, per cui se la Svizzera non risolve il problema, ecco che da noi il problema tornerà. Ricordiamoci che l'epidemia è partita in Cina ed è arrivata da noi, quindi certo. Figuriamoci in Lombardia, non c'è molta distanza. L'ultima, dottoressa, ovviamente ringraziandola come sempre della sua disponibilità, volevo parlare dei farmaci. Leggo che c'è qualche farmaco, non il vaccino perché quello sarà pronto fra un anno, augurandoci che sia pronto, però ci sono dei farmaci che permettono di ovviamente trovare delle soluzioni per far guarire prima quelli infettati, per esempio già su quelli che l'hanno avuto. Non glielo so spiegare tecnicamente perché non ne capisco a livello di medicina. Ecco, però dal punto di vista appunto di come fare per diminuire e far guarire prima le persone, ci sono delle novità in merito, ci sono delle medicine, dei farmaci che possono aiutare in questo? Allora, farmaci ce ne sono tanti e tanti se ne stanno trovando. Io purtroppo condivido con molti miei colleghi una certa preoccupazione per un andamento piuttosto caotico che c'è stato nella scelta, nei tentativi di provare farmaci, anche in speranze un po' miracolose. Cioè, ci sono state delle affermazioni un po' poco sostenute dai fatti anche da parte di alcuni paesi, di alcuni medici, di alcuni colleghi. Ci vuole prudenza in questo momento. Diciamo che il farmaco miracoloso non c'è. Non abbiamo ancora il farmaco miracoloso, il farmaco che ci permette di dire ok, possiamo allentare un po' perché anche se qualcuno si ammala abbiamo come curarlo.
questo ad oggi non c'è. Ci sono tanti tentativi che si stanno facendo, qualcuno funziona un po' meglio, qualcuno purtroppo anche su cui c'erano delle grandi aspettative invece non funziona, e anche questo va detto. La scienza ha bisogno di tempo, questa è una cosa che io dico sempre, la scienza si basa sul tempo e sulla verifica e sull'organizzare degli studi appunto che siano ben strutturati, sugli studi clinici fatti bene con i controlli. Il tempo non l'abbiamo avuto, questo è evidente, però ecco, forse dobbiamo un attimo frenare con le affermazioni sull'aver trovato il farmaco miracoloso, perché io ne leggo sui giornali una alla settimana, anche più di una alla settimana, e poi vengono smentite subito dopo. Quindi ci sono diversi farmaci, sicuramente abbiamo imparato a gestire i pazienti meglio nelle prime settimane perché eravamo impreparati, però purtroppo il farmaco che ci permetta di dire stiamo tranquilli non c'è. Grazie professoressa, dottoressa come meglio vuole, e io entrambe, dottoressa e professoressa va bene ugualmente, grazie della sua disponibilità. Volevo... Buonasera. Uno degli insegnamenti che noi potremmo trarre sia dal suo intervento, ma che è esplicativo della situazione attuale, è che noi abbiamo scoperto il valore della tecnologia e della scienza e ci affidiamo continuamente ai medici, ai ricercatori, alle varie scienze che abbiamo scoperto multiple all'interno di questo problema. Nello stesso tempo questo ci dice il valore delle competenze, e quindi questo è un ritorno anche sul campo della politica, di noi preti, eccetera. Però c'è anche un altro risvolto, che ci stiamo rendendo conto che la scienza non è tutto, non dà tutto, non è perfetta. È proprio dagli errori e dalla fatica della ricerca che si può trovare qualcosa che vale, ma la storia, le malattie, l'uomo che vive, gli animali, la natura hanno un progress di una complessità per cui stiamo sempre inseguendo, ma lo sa, non anticipiamo. Ma lo sa, Monsignor Brusegan, quante persone che l'avranno detto anche a lei o anche a Penacchio, a tutti che ti dicono guarda, nel 2020 con la tecnologia tutto quello è successo, non abbiamo un virus, ci sta... lo sai quanti te lo dicono? Te lo dicono centinaia di persone. Con questo allora dobbiamo capire che la cura non è solo la tecnica, la medicina, la scienza. L'uomo è molto più ricco e complesso e ha bisogno di medicamenti vari che poi corrisponderanno a livelli diversi, a sensibilità diverse, a cultura diversa. Ma l'empatia, la compagnia, lo sguardo, il toccamento ci mancano. Assolutamente sì. Quindi, e credo che uno dei dolori più grandi che stiamo passando oggi non è paradossalmente quello fisico, ma è la paura di morire, primo. Secondo, il dolore di vedere i nostri cari che ci sono espropriati e non li vediamo. Li lasciamo morire da soli, li lasciamo passare coi camion. E il fatto che siano sepolti, per così dire, o bruciati nottetempo, l'operazione morte, ha detto qualcuno, notturna. Perché? Perché non siamo preparati ancora una volta ad accettare il limite. Penacchi, ha paura lei? A morte? No, di questo virus. No, di questo virus. No, della morte, di questo virus. Beh, diciamo, non è che ci penso ogni 3 secondi della mia vita, però insomma cerco di essere prudente. È ovvio che questa è una roba completamente nuova, non è... Quindi ha un po' di paura? Io un po' sì. Dottoressa, lei ha paura? Io ho molta prudenza, che è una cosa diversa dalla paura. Quindi non ha paura? No, non è che non ho paura, ho presente chiaramente la pericolosità, però forse una cosa vorrei vincere dal discorso di Don Brusegan, cioè quello che adesso lei ha detto, possibile che un virus ci abbia atterrati, perché quello che io ho osservato negli anni è che proprio per l'avanzare della tecnologia, che nel pensare collettivo la morte non fa più parte della vita, cioè una variabile non prevista, invece per noi che la guardiamo dal punto di vista medica è la variabile attesa, certo, ok? Quindi pensare al farmaco miracoloso, giustamente la professoressa ha detto non c'è il farmaco, perché quando te lo do il farmaco, in che momento della malattia? Cioè il semplificare molto il discorso
rende anche meno comprensibile. Quindi, assolutamente, è così. Paura ce l'abbiamo tutti, la paura è umana. O la pubblicità, paura? Io direi FIFA, ma perché sono abbastanza irresponsabile. FIFA. Cerco di trasmettere serenità. Perché sarei irresponsabile. Quindi io ho un entusiasmo tale per la vita che sfido la morte. È il discorso del Samarcanda. Prima della pubblicità una comunicazione personale tra me e lei, e l'Elisabetta dal web ha detto che non ha trovato quando l'Inter vincerà lo scudetto, tanto era una comunicazione interna tra me e lei. Lukaku ci penserà. Andiamo in pubblicità, lui. tra poco rimanete con noi. Comunque sa anche l'aver paura. So che siamo giusto. spenti. No, è giusta, però